scavato un passettino alle volte per venire avanti. Ciao a tutti amici, come vedete ho appena pagato il ticket del parcheggio qui a Bocchetta Campiglia. Comunque oggi non salirò dalle gallerie, ma volevo solo farvi riprendere l'indicazione di Bocchetta Campiglia. Oggi proverò la salita alla strada degli Scarubi, nonostante siamo il 25 di aprile, c'è ancora tantissima neve, quindi state con me, seguitemi e vedremo se riusciamo ad arrivare a Rifugio Papa e le porte del Pasubio. Primo scarico di neve trovato oggi, praticamente mezzo chilometro dopo la partenza. (1300 metri), si sale bene. Guardate qui, lo scarico di neve inizia a farsi interessante. È proprio una strada che scende dall'impluvio là sopra. Qui sopra dove vediamo tra l'altro Cima Campiglia, 1576 metri. Intanto 1400 metri con Monte Maio qua al mio fianco e si sale rapidamente. Iniziamo ad addentrarci nelle montagne, vedete come nel lato nord sia presente molta più neve, soprattutto là verso Cima Quaro, 1939, ed è lì dove il percorso sale zig zag. Eccola qua, un bel scarico dall'alto. E qui a 1500 metri inizia a essere presente anche in strada. Piccolo rigelo notturno. (1600 metri). Qua la neve inizia a essere molto più presente a partire dai 1600 metri di quota. (1676 metri). Spettacolo. Facciamo un'altra scorciatoia. Ravaniamo un po' in questo dritto con la neve che a un certo punto mi è comparsa sopra il ginocchio. Ecco, da qui in poi si entra nel versante nord, che è quello che desideravo vedere, perché qui il panorama diventa un qualcosa di sublime. Guardate cosa si apre. Guardate che roba, è proprio vero quando dicono che bisogna aspettare minimo metà maggio per provare la salita o la discesa dagli Scarubi. Guardate, nonostante il caldo di questa primavera e le nevicate relativamente poche, quanta neve c'è ancora. 1768 metri. Qui è stato il primo punto un po' più tecnico e difficoltoso, perché lì, a causa di un po' di vertigini, visto lo strapiombo di sotto, ho scavato un passettino alle volte per venire avanti. Purtroppo questa mia fobia, che una volta era molto più grave ma che tuttora persiste
in una forma moderata mi fa sì che, a differenza di altri che vanno via come camosci, io debba impiegare un po' più tempo e un po' più di pazienza per affrontare certi punti. Wow, sono già arrivato al bivio per la Val Sorapache, notevole perché non pensavo di essere arrivato già qua su. C'era un bel punto a strapiombo e qui adesso inizia la parte peggiore del percorso. Vediamo se, riuscendo a percorrere almeno il tratto qui in ombra dove lo scioglimento è più lento, poi nella parte qui al sole diventa un po' più agile, anche se vedo delle slavine che tagliano completamente la strada. Si procede, c'è giusto un sentierino qui sulla destra che per carità bisogna non sottovalutare perché è un attimo scivolare in basso alla Pacche, però si cammina molto poco nella neve finora. Guardate che panorama incredibile. Guardate i ruderi di Maiga Pasubieto. Sono ormai 5 minuti che sono qui in contemplazione della parte rimanente della strada di Scarubi. Il Papa, vedete, è in cima alla bocchetta lì, perché non so veramente cosa fare. Adesso vi giro la camera e vi mostro quali sono le mie perplessità. Vedete, da qui in poi il sentiero diventa tutto praticamente una parete di neve unica. C'è qualche piccola impronta che sale, però più che altro vedo che è tutto così fino alla cima. E se fosse solo questo tratto qua l'avrei fatto, però vedo che è tutto così e mancheranno ancora un paio di chilometri per arrivare. Bene, adesso che sono tornato un po' giù dove c'è il cartello con indicazione per la Val Sorapache, vi faccio un veloce riepilogo insomma del motivo per cui sono tornato indietro. Allora, è risaputo che la strada degli Scarubi in inverno, siamo comunque a fine aprile, ma le condizioni avete visto sono praticamente invernali, a parte qualche tratto dove sono riuscito a camminare sul sentiero già scoperto di neve, ma questi luoghi sono considerati invernali fino a maggio, che è tra una settimana, però avete visto che situazione. E proseguendo questo trend di usare la prudenza, perché comunque in questo momento della vita ho tante responsabilità, tanti progetti da portare avanti, piuttosto che una volta magari sarei andato a rischiare di più, adesso cerco di godermi di più l'escursione, arrivare fino a dove è possibile e poi quando dentro di me sento che non ne valga la pena, perché comunque questi luoghi sono stupendi, meravigliosi, però quando sento che il rischio supera il guadagno, e allora decido che è giunto il momento di tornare indietro. Ho invidiato molto le persone che giravano intorno al bivacco su alle porte del Pasubio. Salendo dalla Val Canale sarei riuscito a salire senza problemi perché è già priva di neve. Qui ho voluto comunque provare, è giusto così. Il mio obiettivo era venire a fare la strada degli Scarubi con la neve, vedere com'è e effettivamente ce l'ho fatta a scoprire com'è. Quindi niente dai, qui da 1700 metri circa ormai io vi saluto da questo stupendo 25 aprile. Ci vediamo alle prossime escursioni e state con me. Ho visto che in un video precedente di Cima Portoli in cui sono tornato indietro le persone hanno veramente apprezzato, non pensavo, ma di questi tempi, visti tanti infortuni o corsi in montagna, le persone preferiscono coloro che si fermano senza andare a rischiare e far intervenire il soccorso alpino inutilmente. Noi ci vediamo alla prossima escursione e come sempre, viva la montagna!
Mamma mia, ancora le gambe che tremano. Faccio questa clip in via straordinaria perché ero qui, non bloccato, poi stavo pian pianino andando avanti da questa colata di neve, diciamo. Ho sentito franare qualcosa da sopra qui, mamma mia che sasso. Vedete, non so se si nota, qui c'è ancora lo scavo, oh ma guardate che mi è passato veramente a 1 metro dai piedi, dalle gambe forse. Questo qua si chiama veramente fortuna, ragazzi, devo dire che mamma mia se mi è andata bene stavolta. È sceso giù proprio da lì sopra, guardate che salto e che pendenza. Poi appunto ha rotolato qui, io ero poco più indietro, mamma mia. Ed è sprofondato giù per di qui, non so se si può apprezzare le tracce che ha lasciato nella neve scendendo. Stavolta mi è andata di lusso proprio.